essere. Posto in procura a Treviso contro Matteo Salvini da parte di 5 esponenti della sinistra, l'accusa istigazione all'odio razziale per le sue frasi su migranti e rom. Immediate le reazioni in casa Lega, il governatore del Veneto Luca Zaia, assurdo denunciare un ministro che fa il suo lavoro, il segretario regionale del Carroccio da Re, denunciate anche me. Divergenze insanabili a Ponte di Piave, si dimettono il vice sindaco e 6 consiglieri di maggioranza e di opposizione, cade l'amministrazione di Paolo a Roma, il caso Asco Holding, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. 60enne arrestato in via Bindoni a Treviso nel marzo di 2 anni fa, aveva rapinato dalla borsa una mamma che era andata a prendere le figlie all'asilo a Castelfranco. Giovani genitori arrestati dei carabinieri di Montebelluna sono andati a rubare in un'azienda portando con loro i 2 figlioletti che li aspettavano nel furgone. Ambulanti di Conegliano preoccupati che il mercato venga ridimensionato o spostato dopo che uno di loro ha segnalato il problema ad Antena 3, siamo andati a sentirli. In queste ore in arrivo l'ondata di perturbazioni che potrebbero creare criticità in tutto il Veneto e sulle Dolomiti, prevista la neve tra sabato e domenica, rischio valanghe da lunedì. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano l'avete visto e sentito dai titoli. Da Treviso arriva una denuncia per istigazione all'odio razziale contro il ministro dell'Interno e vice premier nonché leader della Lega Matteo Salvini. Lo presentano 5 esponenti della sinistra. Sentiamo. Istigazione all'odio razziale, questa è l'ipotesi di reato per la quale 5 trevigiani hanno presentato denuncia in procura contro Matteo Salvini. L'atto, firmato da Luigi Calesso, Gabriella Casagrande, Marta Cassano, Said Caibi e Renato Zanivan, tutti legati alla sinistra cittadina, Caibi era stato anche candidato alle ultime amministrative per Coalizione Civica, fa riferimento ad una serie di affermazioni del ministro dell'Interno relativamente a immigrati e rom, affermazioni pubblicate in diverse interviste al leader del Carroccio sulla stampa nazionale oltre che sui social media. Per verificare se nelle sue affermazioni ripetute, ormai quelle che conosciamo tutti, la pacchia dei migranti, gli immigrati che per troppi anni hanno vissuto alle nostre spalle, i rom da censire, se in queste dichiarazioni di larga conoscenza si ravvisino gli estremi per la violazione delle norme in materia di istigazione all'odio razziale e etnico. La denuncia è corredata dalle copie degli articoli cui si fa riferimento e da una rassegna di commenti sui siti internet e Facebook, i quali, secondo i firmatari della denuncia, contribuiscono a diffondere nell'opinione pubblica sentimenti di odio su base razziale ed etnica. Questo inevitabilmente crea ostilità nei confronti degli stranieri nel nostro paese, ostilità che poi negli ultimi mesi si è anche concretizzata in veri e propri atti di violenza. Quindi noi chiediamo alla Procura della Repubblica di verificare se nelle affermazioni del senatore Salvini ci sono gli estremi per imputarlo ai sensi di violazione della ex legge Mancino, oggi entrata a pieno titolo nel codice penale, proprio per istigazione all'odio razziale. La vicenda della nave Diciotti, ribadiscono i 5 firmatari, non ha influenzato direttamente la formalizzazione della denuncia, alla quale stavano lavorando già da tempo, ma ha comunque dato loro ulteriore conferma dell'azione. Questa vicenda dimostra ancora una volta come si tenti di utilizzare le proprie competenze istituzionali per ottenere dei risultati che vanno ben al di là appunto dei compiti che un Ministro della Repubblica dovrebbe avere. Immediate poi ovviamente nelle ultime ore le reazioni in casa Lega dal governatore veneto Luca Zaia al segretario regionale del Carroccio Gian Antonio Verè. Sentiamo. È straordinario pensare che esponenti di sinistra denuncino il ministro degli interni Salvini perché fa il ministro degli interni. Voglio ricordare che quando governavano loro sono arrivati almeno 700.000 immigrati in Italia, più o meno 160-170.000 all'anno, e i dati ufficiali, non quelli dell'ufficio di qualche partito della Lega, ma i dati ufficiali ci dicono che fatto 100 solo 7 immigrati, quindi solo il 7% è scappato dalla morte, dalla fame e dalle persecuzioni.
Quindi stiamo ospitando il 93% di questi 700.000 migranti senza averne titolo, perché abbiamo i nostri veneti, i nostri cittadini italiani che vivono in difficoltà e magari nessuno li aiuta. Quindi pensare che qualcuno denuncia il Ministro degli Interni per istigazione all'odio razziale per me significa che denunci un ministro perché fa il ministro. Così il presidente della regione del Veneto Zaia commenta la denuncia presentata a Treviso nei confronti di Matteo Salvini per istigazione all'odio razziale. La Lega compatta fa quadrato attorno al leader con il segretario della Liga Gian Antonio D'Arè che rincara la dose. Vorrei essere denunciato anch'io assieme a Salvini perché penso che difendere il proprio territorio sia una cosa dovuta e il ministro Salvini sta facendo questo. Se poi per loro non va bene e bisogna essere denunciati, voglio partecipare anch'io in maniera attiva ed essere denunciato anch'io. Saluti e baci a Cip e Ciop. Del resto lo stesso Salvini non ha mai fatto mistero delle sue opinioni, postando questo video nei giorni scorsi nel quale commentava l'ipotesi di denunce relativamente all'ultimo episodio della nave Diciotti. Ho le spalle larghe, penso di avere il sostegno della stragrande maggioranza dei cittadini italiani, dirò di più, anche della stragrande maggioranza degli immigrati regolari e per bene che sono in Italia, e mi dicono: Salvini chiudi, Salvini controlla, Salvini ci vogliono regole, rispetto, ordine, sicurezza, pulizia. Questo faccio, questo sono pagato per fare. Mi volete indagare? Indagatemi, mi volete processare? Processatemi. Ed ora il terremoto politico-amministrativo a Ponte di Piave. Stamattina si sono dimessi vice sindaco e 6 consiglieri. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, il caso Asco Holding. Dimissioni in massa sia in maggioranza che nelle file dell'opposizione. Decade il Consiglio Comunale di Ponte di Piave. Il comune, guidato dal sindaco leghista Paola Roma, verrà quindi commissariato e tornerà a elezioni nel 2019. Questa mattina, poco dopo le 11, hanno depositato le loro dimissioni Silvana Boer, vice sindaco, i suoi compagni di maggioranza Stefano Favaro e Daniele Furlan, i consiglieri di opposizione Claudio Rorato di Fare per Ponte, Luciano De Bianchi e Giulia Denardi di Siamo Ponte e Gino Redigolo di Insieme con i cittadini. Decisione sofferta, dicono tutti, ma inevitabile. Non c'è un elemento scatenante, ma proprio un comportamento che dura da mesi da parte del sindaco, che ha questo modo di accentrare tutto su se stessa, limitandoti un po' il tuo ambito di azione. Non mi sembra giusto, perché se ho una delega e una responsabilità è giusto che porti avanti come in autonomia anche alcune cose. Questo pian piano ha rotto anche l'equilibrio all'interno del gruppo che si è smembrato. Purtroppo il sindaco non ha la capacità di fare squadra, non ha la capacità di lavorare in gruppo, non ha la capacità di condividere. Una giovane ragazza sulla quale anche noi della minoranza avevamo molte aspettative e le davamo molta fiducia, in realtà si è rivelata assolutamente autocratica e la parola che per lei conta di più è io. Il sindaco non parla, lo farà domani in una conferenza stampa già annunciata. Una crisi diventata irreversibile con il caso Asco Holding. I 3 di maggioranza che si sono dimessi sono gli stessi che hanno votato contro il via libera al nuovo statuto della società. Io soprattutto ritengo che sostanzialmente sia stato lo statuto della Holding sul quale c'è stata una divaricazione nella maggioranza, e io da tempo contestavo la strada intrapresa del sindaco, che ha portato a spese legali enormi e è entrato in un tunnel a fondo cieco. Ora il comune sarà dunque commissariato. Non succederà nulla di particolare perché l'ordinario sarà portato avanti dal commissario. Le opere pubbliche intraprese, anche quelle, seguiranno il loro iter normalmente, per cui per i cittadini sostanzialmente cambierà poco. La cronaca adesso con un 60enne arrestato in via Bindoni a Treviso. Aveva rapinato della borsa una mamma che sarà andata a prendere le figlie all'asilo a Castelfranco. 9 marzo 2016, mattina, Villa Razzo di Castelfranco, una mamma che va a prendere le figlie all'asilo e quando sta uscendo sente le grida di una maestra che l'avverte, perché un'auto si è affiancata alla sua in sosta e ne sono usciti 2 uomini che hanno sfondato il finestrino e preso la borsa che teneva nella vettura. La donna corre disperatamente per bloccarli, l'uomo con la borsa in mano alla strattona e riesce a risalire nella macchina con il complice fuggendo con i 3.000 euro conservati all'interno della borsa.
La mamma è sotto shock, ma il viso di quel ladro le rimane impresso in mente. Sarà utile per le indagini che scattano poco dopo. Si parte da quella faccia e dalla Fiat Punto Grigia che quella mattina di marzo si era dileguata dopo il furto. Ciò che la donna non sa è che la famiglia del malvivente, un 60enne italiano, risiede a Treviso, in via Bindoni, una delle zone maggiormente nel mirino delle polemiche da tempo per la questione sicurezza. Ed è qui che ieri pomeriggio, al termine delle indagini, gli uomini della squadra mobile lo hanno arrestato per espiare una pena di 2 anni e 7 mesi, come disposto dall'ordine di carcerazione della Procura di Treviso. Non la solita truffa dell'abbraccio di cui abbiamo già tante volte dato conto quest'estate, ma la differenza è davvero minima. È una 71enne di Fontanelle, l'ultima vittima di ladri senza scrupoli, come la donna che ieri pomeriggio a Piavon di Oderzo, nella zona di Via del Commercio, ha avvicinato la pensionata sfilandole le 2 collane d'oro che aveva al collo e dileguandosi. La sconosciuta non ha usato stratagemmi particolari, nella calura del pomeriggio ha avvicinato l'anziana nei pressi di un supermercato e le ha sfilato le 2 catenine senza fortunatamente strattonarla o farla cadere. Il caso è stato subito denunciato ai carabinieri. Carabinieri che a Montebelluna hanno arrestato 2 giovani genitori che erano andati a rubare, pensate, in un'azienda portando con loro i 2 figlioletti giovanissimi che li aspettavano in un furgone. Non si sono fatti troppi scrupoli e caricati su un furgone i 2 figlioletti di 3 anni e 5 mesi sono andati a svaligiare la Baggio ed Esordi di Giavere del Montello, caricando sul mezzo scarti ferrosi e di acciaio con la probabile intenzione di rivenderli. Erano le 22:30 della notte tra mercoledì e giovedì scorsi. La coppia, lui 25 anni, lei 28, nomadi, sono stati notati dai proprietari che hanno avvertito i carabinieri. All'arrivo dei militari i ladri si erano già dileguati per poi ritentare il furto, sempre con i bimbi al seguito, verso la mezzanotte. Stavolta gli è andata male, i carabinieri li hanno bloccati mentre stavano caricando sul furgone sempre scarti ferrosi, in tutto ben 5 quintali. I 2 sono stati arrestati, la donna messa ai domiciliari nel camper della famiglia per potersi occupare dei 2 bimbi. Processati per direttissima, i coniugi sono stati condannati entrambi a 9 mesi, pena sospesa con obbligo di dimora a Montebelluna. Raggiunge anche la Marca l'eco della terribile vicenda capitata a Jesolo, su cui sta indagando la polizia, il caso di una 15enne in vacanza che ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia. Aveva avuto il permesso dai familiari di trascorrere una serata con degli amici a Jesolo, ma per una 15enne residente in Friuli Venezia Giulia si è rivelato un incubo. Nella notte tra mercoledì e giovedì verso le 3 ha subito una violenza sessuale in spiaggia. Ad un certo punto la ragazza avrebbe lasciato il gruppo di amici per raggiungere la spiaggia insieme ad un uomo che probabilmente aveva appena conosciuto, dopodiché sarebbe avvenuto lo stupro. Sulla vicenda stanno indagando il commissariato di Jesolo e la squadra mobile di Venezia, mentre la procura dei minori ha aperto un fascicolo in base alla denuncia dei familiari della giovane. La dinamica è ancora al vaglio. Dopo essersi allontanata dal gruppo, non è chiaro se fossero in un locale o già in spiaggia, e aver subito lo stupro, la 15enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto insieme al 113, chiamati da un passante che aveva sentito le sue urla. È stata poi portata nell'ospedale di San Donà di Piave, dove le analisi hanno confermato la violenza. Quando sono intervenute le forze dell'ordine e l'ambulanza, la 15enne era in stato di shock e dell'aggressore non c'era più nessuna traccia. Parliamo adesso del virus West Nile, con un comunicato della regione alla luce dell'andamento dei contagi umani del virus West Nile e delle richieste di aiuto giunte dai comuni. La regione del Veneto ha deciso di passare le maniere forti, è in corso di predisposizione un vero e proprio piano straordinario di disinfestazione a tappeto che potrebbe prendere via già nei primi giorni di settembre. Lo ha annunciato l'assessore veneto alla sanità Luca Coletto, a conclusione di un vertice con il presidente del Veneto Luca Zaia, il direttore generale della sanità Domenico Mantoana e i tecnici della direzione prevenzione dell'area sanità e sociale. I monitoraggi effettuati in queste settimane vanno in un'unica direzione, intervenire radicalmente, ed è quello che faremo, dice Coletto. La disinfestazione sarà sia adulticida che larvicida, in modo da produrre effetti immediati sulle zanzare adulte, ma anche sul quadro futuro, stante che le cause prima del fenomeno, una stagione con clima di tipo tropicale molto caldo e umido, potrebbero ripetersi. Il costo dell'operazione si aggira tra i 400 e i 500 mila euro che verranno stanziati dalla Regione. E allora a Mogliano con il dramma di ieri sera di un 80enne che probabilmente a causa di un malore alla guida si è schiantato contro un palo.
Ha invaso la corsia opposta, colpito probabilmente da un malore al volante, ha urtato un'altra auto, poi si è schiantato contro un palo dell'illuminazione. L'incidente ieri sera alle 20:30 lungo il Terraglio a Mogliano Veneto, vittima un anziano di 80 anni del posto, Sergio Gionco. All'arrivo dei soccorsi il pensionato era già morto. Non è escluso che a stroncarlo sia stato proprio il malore. L'episodio è nel tratto in cui il Terraglio prende il nome di via Marconi. Stava a malapena facendo buio a quell'ora. Gionco stava rincasando alla guida della sua Fiat Panda in direzione Mestre, quando ha improvvisamente perso il controllo dell'utilitaria sbandando verso sinistra. Sulla corsia opposta sopraggiungeva un'Opel Astra condotta da una donna di 49 anni, anche lei del luogo. Le due auto si sono lievemente scontrate, poi la Panda è finita contro il palo dell'illuminazione. Illesa la conducente dell'Opel, mentre sulla salma dell'anziano, recuperata dai vigili del fuoco, ricomposta in obitorio, la procura potrebbe decidere di far eseguire l'autopsia. Ricattò l'ex amante, un imprenditore di Cittadella, ottenendo 20.000 euro per tacere sulla loro relazione, ma la donna, una trevigiana, venne arrestata. Ora al posto del processo ha chiesto di patteggiare 2 anni di pena. Ha chiesto di patteggiare 2 anni di pena per il reato di estorsione. Sara Andretta, 41 anni, di Doria, in provincia di Treviso, venne arrestata nello scorso maggio dopo aver incassato dall'ex amante, un imprenditore di Cittadella, 20.000 euro per non rivelare la loro passata relazione alla moglie dell'uomo. In un primo momento il pubblico ministero Sergio Dini aveva sollecitato il processo con giudizio immediato, invece il tribunale sembra propenso ad accettare il patteggiamento, fissato già davanti al GUP per il prossimo 17 ottobre, ma sarà proprio quest'ultimo giudice ad avere l'ultima parola su quale processo celebrare. Buona notizia dell'ultima ora, con problemi di traffico in A27 per un'auto che ha preso fuoco, dunque il tratto che è stato chiuso e l'uscita obbligatoria dei veicoli a Vittorio Veneto Nord, in tutto in questi istanti, con i vigili del fuoco che stanno intervenendo proprio per ripristinare la normalità. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, in diretta il telegiornale di Treviso. Andiamo a Conegliano con gli ambulanti preoccupati che il mercato venga ridimensionato o peggio spostato. Dopo che uno di loro ha segnalato il problema ad Antena 3 siamo andati a sentire le loro rimostranze. Sono un ambulante, lavoro al mercato di Conegliano, io e i miei colleghi siamo preoccupati per il destino di oltre 350 persone che lavorano al mercato. Comincia così l'email inviata da un venditore alla nostra redazione per richiamare l'attenzione sul rischio che il mercato settimanale del venerdì, che si svolge in pieno centro tra via 20 settembre e la stazione, venga ridotto o addirittura spostato dal comune. Chi dice nel parcheggio della Zoo Passarena, chi dice in zona piscine, per motivi di sicurezza. Le voci raccolte sul posto confermano questa preoccupazione. Siamo spaventati dallo spostamento, quello è, non sappiamo se veniamo spostati dove, quindi dobbiamo capire se investire nelle nostre attività o ad abbandonare e andare in altre città, quello è. Se ci portano alle piscine il mercato chiude, se ci portano alla Zanussi peggio che peggio, il mercato va bene qua, se no non so, qui i fissi, i bar, i negozi cosa fanno? No, lavorano solo quando c'è mercato? Come faranno ad andare avanti? Rischiamo il nostro posto di lavoro, ci troviamo a perdere i clienti perché sono stanziali, sono abituati a seguire sempre uno stesso itinerario. Io dalla mia esperienza l'anno scorso che ho fatto per 2 settimane di cambiamento ho avuto un'entrata nulla. Speriamo che sì, ci mettono in sicurezza, però ci lasciano sempre nel centro del mercato, non fuori, perché i mercati esistono in tutti i paesi, però è un punto di incontro dove la gente ci può trovare e di solito nasce proprio nel centro delle città. Se ci spostano fuori dal centro lo abbandoniamo e basta. Ad oggi le bancarelle lungo la strada principale, via Mazzini, condividono la carreggiata con le auto. Si erano già sperimentate però altre disposizioni. Avevano messo bancarelle a destra e a sinistra e chiuso il traffico. Era venuto un mercato bellissimo. Tutta la strada così, chiuso il traffico che poi possono deviare per un venerdì mattina. Sicuramente quello del comune è un problema che va affrontato, però deve chiedere il nostro parere, deve portare delle belle alternative.
perché qua ci sono famiglie che lavorano. Infine i timori per il prossimo Natale. Il mercato ha dovuto traslocare l'anno scorso per far posto alle casette di legno. Vengono spostate attività commerciali per dar posto ad altre attività commerciali, sempre di natura commerciale, quindi non so giuridicamente se questa cosa si possa fare. Speriamo che quest'anno ci sia un punto di incontro dove che possiamo esserci noi insieme agli altri, quindi per creare una cosa ancora più bella, secondo me, senza penalizzare le nostre attività. Domani sentiremo allora qual è la risposta del Comune a questo problema, come facciamo sempre con Lo Dico d'Antenna. Allora, se volete segnalare un disagio o una problematica, come sempre redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per SMS oppure WhatsApp. E adesso parliamo del maltempo che si è già fatto sentire in queste ore con le scariche di pioggia, ma che continuerà a farsi sentire nelle prossime ore. Dopo il grande caldo arriva l'annunciata ondata di maltempo che porterà temporali anche di forte intensità. Pioggia, grandine e vento. Per sabato e domenica la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di preallarme per l'Alto Piave ed il Piave Pedemontano, tra le province di Belluno e Treviso, e poi per l'Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, l'Adige Garda e i Monti Lessini. In queste zone potrebbero verificarsi situazioni di criticità idrogeologica dalle 8 di sabato alle 16 di domenica per il passaggio di questa forte perturbazione. E gli effetti saranno evidenti sia per quanto riguarda i fenomeni sia per quanto riguarda le temperature, quindi prevediamo già da stanotte un aumento sensibile forte della copertura del cielo, della nuvolosità, e subito durante la notte dei fenomeni che, stante ancora l'accumulo di calore sulle nostre zone, quindi con le temperature alte, potranno essere anche di una forte intensità. E poi avremo, ecco, questi fenomeni purtroppo ci accompagneranno per gran parte della mattinata di domani. Fenomeni che dopo una pausa nel primo pomeriggio di sabato potrebbero riprendere ancora con forte intensità in serata. Per domenica la situazione cambia poco, almeno nella prima parte, quindi fenomeni intensi che poi si attenueranno, comunque continueranno, e poi nella seconda parte, quindi durante il pomeriggio, dovremo avere un miglioramento più sensibile. Quindi una situazione veramente che desta anche qualche preoccupazione. Domenica sono previsti anche venti forti di bora con mare molto mosso ed un crollo delle temperature. Per domenica, appunto, con i venti da nord-est avremo un ulteriore abbassamento delle temperature, le minime addirittura 14, 13, 14, 15 gradi e le massime probabilmente, come previsione, non dovrebbero arrivare nemmeno ai 20 gradi, quindi pensate addirittura 12, 13, 14 gradi meno rispetto ai giorni scorsi. Questo tempo ormai sempre più mutato ci stupirà nel fine settimana pure con la neve in montagna, che potrà arrivare anche a quote inferiori ai 2000 metri nella prima mattinata di domenica. Il manto raggiungerà i 15-25 cm a 2500 metri fino ai 30-50 cm oltre quota 3000, una situazione che renderà difficilmente percorribili i sentieri in quota e con il rischio lunedì, quando finalmente tornerà a splendere il sole, di distacchi di valanghe dai pendii più scoscesi. La memoria della Grande Guerra, 100 anni fa, la prima esecuzione della canzone del Grappa, commemorazioni nei comuni del massiccio del Grappa. L'assessore Donazzan regionale all'istruzione dice venga insegnata nelle scuole. Grappa, tutela mia patria, ora che il nostro sole riceve. 24 agosto di 100 anni fa a Villa Dolfin Boldù di Rosà per la prima volta un coro di 300 soldati intonò davanti al re Vittorio Emanuele III l'inno al Monte Grappa, diventata la canzone simbolo della Grande Guerra, un canto che doveva dare la carica, il coraggio, una voce del cuore e dell'anima. Fu Antonio Meneghetti, ufficiale di fanteria, a musicare le parole del generale Emilio De Bono, scritte a ridosso del fronte prendendo spunto da una scritta anonima apparsa sui muri di una casa della Val Cismona, allora occupata dall'esercito austriaco, che recitava appunto Monte Grappa, tu sei la mia patria. Un giorno memorabile, quello di 100 anni fa, che doveva e rappresentò un momento cruciale per dare slancio e rincuorare le truppe verso la battaglia finale sul Piave e Vittorio Veneto.
Da allora il concetto di patria resterà indelebilmente legato al Monte Grappa. Oggi si commemora quel giorno in tanti comuni ai piedi del massiccio tra le province di Treviso, Vicenza e Belluno. Un canto, un simbolo che anche 100 anni dopo non smette di far parlare. Di oggi la nota dell'assessore all'istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan, che chiede che la canzone del Grappa venga insegnata in tutte le scuole dei territori ai piedi del Monte Sacro alla Patria. Nella legge sul sistema educativo del Veneto che ho elaborato ed è stata approvata dal Consiglio regionale nel 2017, conclude l'assessore, si dà importanza all'insegnamento di materie ed approfondimenti legati all'identità storica del Veneto nel contesto nazionale. Sono certa che sapremo così rendere più fieri e consapevoli i nostri giovani della storia gloriosa della quale la canzone del Grappa è parte integrante. E con la memoria si chiude questa edizione del telegiornale di Treviso. Grazie per averci seguito. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Arriva una perturbazione, maltempo e clima fresco sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto peggiora decisamente il tempo, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata sarà dunque molto instabile, con temporali diffusi un po' su tutti i settori della nostra regione. Fenomeni anche forti e rischio di locali nubifragi. Temperature in calo con minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 20 e 26 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, poche novità, situazione molto simile anche sulla nostra regione, infatti il tempo sarà spiccatamente instabile per tutto il giorno, con precipitazioni temporalesche anche di forte intensità e con rischio di fenomeni violenti in serata. Temperature in diminuzione, minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 21 e 26 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà infatti molto instabile, con rovesci e temporali diffusi un po' su tutti i settori della nostra regione e localmente anche di forte intensità. Non si escludono dei fenomeni anche violenti durante le ore serali e notturne. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime comprese invece tra 25 e 26 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli Venezia Giulia e all'estero.